Voglio bentornati su Real Napoli Football. Ragazzi, veniamo da una brutta sconfitta. Nell'ultima puntata potete andarla a vedere se volete. Abbiamo fatto questa brutta sconfitta contro l'Inter perché è stata una partita equilibratissima, ma purtroppo l'abbiamo persa con una cagata. Se vi va, andatela a vedere perché vi rompe il cazzo anche parlare. Detto ciò, andiamo al prossimo match perché la Divisione 5 è appena cominciata. In realtà i primi 3 punti li abbiamo guadagnati, ma bisogna macinare chilometri per superare la Divisione 5 ed approdare alla quarta e così via. Quindi vediamo il nostro prossimo avversario che tenteremo in ogni modo di battere facendo sempre questo calcio che ci piace tanto, un calcio offensivo e anche a tratti spettacolare secondo me. Napoli-Austria, se ricordo bene la bandiera. Napoli-Austria, interessante. Gerrard, porca troia. Abbiamo uno Steven Gerrard contro. Interessante. I nostri ragazzi stanno tutti bene, finalmente. I nostri sostituti anche più o meno, però un Ciolito che secondo me scalpita, è un Ciolito, Rivaldo, Messi, Gesù, la Madonna e Padre Eterno. Perfetto. Vediamo. Ci siamo. Finalmente ci siamo. Abbiamo partorito l'inizio di questa partita. Forse, eccoci qua. Per un Napoli-Austria tutto da vivere. Tutto da vivere. Guardiola in panchina. Fresco vincitore della UEFA Super Cup. Si comincia. Lobo. Mario Rui. Ostigard, attenzione, Ostigard va da Zielinski. Subito verso Anghissà. C'è spazio per il Ciuchi. Pallaccia di Anghissà. Ciuchi gli ha provato l'Italia, ma diciamo per colpa di Anghissà ci siamo chiusi. Palla lunga di Lobo. Clara non ci arriva, ma fa ok. E quindi è tutto ok. Ederson Moraes, attenzione. Mi lancio a Zielinski, prova ad appoggiare, niente da fare. Hanno comunque una squadra di padre eterni, ragazzi, cessa neanche. Ostigard, Anghissà, palla per Zielinski che vede largo il Ciuchi Lozano, abbastanza libero, prova ad andarsene il Ciuchi, si allunga la palla e la perde perché Roberto Carlos, porca troia, attenzione, Osimhen, grande Osimhen, appoggia a Lozano che la dà Di Lorenzo che crossa in mezzo, la palla non arriva a Zielinski, Anghissà, palla per Zielinski che colpisce di testa, cioè perché di testa, vabbè. Mario Rui svetta su Sané, che è una cosa simpatica da dire, e ancora Mario Rui, Lobotka, Anghissà, va da Osimhen che appoggia Zielu che di prima di taccola da Kvaratskhelia che prova a ridarlo a Zielu, niente da fare, palla nostra però. Mario Rui, non so chi darla, ragazzi, non so chi darla, la do a Kvaratskhelia che poi prova a smistarla, ma è ancora fallo laterale per noi. Mario Rui va subito da Zielu questa volta che appoggia Mario Rui che crossa in mezzo, c'è Kvaratskhelia, niente da fare. Abbiamo provato ad andare dare un po' più di velocità. Recupera Mario su Gerrard, niente da fare, attenzione. Di Lorenzo, bisogna chiudere su Neymar Junior, ci pensa Anghissà, Lobotka poi per Zielinski che prova ad andare lungo verso Kvaratskhelia, fantastica palla di Zielinski, Kvara prova il dribbling fermato senza fallo, col fallo dall'avversario, numero di Kvaratskhelia, non ce lo fa vedere perché Nalut. Lobotka prova a fare il calcio in angolo dopo verso Osimhen, la palla arriva a Zielinski che non riesce a spizzare, ma si è selezionato Osimhen, Dio pane, cioè palla a Osimhen, Lobotka, c'è il maestro sulla traiettoria, niente da fare.
Di Lorenzo in chiusura su Neymar Junior ancora, Mario lui in contrastare, niente da fare. E poi Anghissare ora una gran palla, Zielinski, palla per Osimhen che prova ad andare in profondità da Kvaratskhelia subito, niente da fare, fallo laterale per noi, calcio di fallo laterale. Zielinski, palla verso Lobo, poggia poi a Mario Rui che perde palla, porco dio. Ah, sbagliato io. Attenzione, Mario Rui recupera palla, niente, ancora fallo laterale per loro. Un inizio strano, anche se stiamo giocando abbastanza bene. Lobotka, però qui stiamo facendo una serie di cagate assurde al centrocampo. Ma Osimhen con una pazzesca per quella palla, niente da fare. Caparbietà, mi hanno imbriacato, non caparbietà. Anghissà recupera palla, proviamo ad andare ancora da Osi, stiamo sbagliando troppo, ma Lobo quest'altra recupera palla e con una precisione spaventosa va da il Chucky Lozano che cross in mezzo, c'è Osimhen che non riesce ad anticipare il difensore, Kvaratskhelia non riesce ad arrivare sulla palla, prova a ripartire l'Austria, Lobotka, Di Lorenzo deve chiudere su Neymar, attenzione, scende Neymar, anche Rachmani prova ad andare da Neymar, Ostigard chiude, Lobo perfeziona, Zielinski allarga poi verso Kvaratskhelia che ha un po' di capo Kvara, prova ad andarsene Kvaratskhelia, se ne va, si ferma, fermato, incredibile, si è fermato anche lui, lo stesso cazzo di momento. E poi Lobotka va verso Meret che rilancia lungo per Osimhen che appoggia Kvara, ma la palla non arriva al georgiano. Attenzione, Ostigard, grandissimo recupero di Anghissà, Kvaratskhelia, palla per Osimhen che si gira e fa correre il Chucky Lozano che si era momentaneamente fermato, se ne va Lozano, cross di Lozano, c'è Osimhen, non ci credo ragazzi, che si è divorato Osi, ragazzi, non ci credo. Ederson al rilancio lungo, raga, Osimhen si è divorato un gol praticamente già fatto. Lozano, attenzione, la palla sta arrivando ancora ad Osimhen, prova a ripartire ancora l'Austria, De Bruyne fa una magia, la palla arriva a Sané ma il maestro lo ferma, Lobotka, palla per Osimhen che prova ad allargare ma la palla sbatte sugli avversari, recupera l'Austria con Neymar che sbaglia, la palla arriva poi a Meret che rilancia lungo, Zielinski non riesce a fare un cazzo, troppa confusione al centrocampo fino ad ora. Lobotka, niente da fare, Ostigard verso Meret che rilancia ancora lungo verso Osimhen, questa volta Osimhen riesce a spizzare verso Kvaratskhelia che però si allunga un po' la palla e poi non riesce a recuperarla. Attenzione, Maro che gol che ha fatto. Finisce il primo tempo ragazzi, abbiamo preso un gol da Saviola che ha segnato un gol pazzesco, partita equilibratissima, bisogna concentrarsi un po' di più. Si riparte, attenzione, Mario Rui appoggia Zielinski che perde quasi palla ma Lobotka la recupera, Osimhen verso Anghissà che allarga a Lozano che prova a far correre Osimhen, una palla lunga però si prova ad arrivarci, niente da fare, attenzione Anghissà in pressing, Lobo appoggia Zielinski che si gira, vede Osimhen nello spazio, mangiato dal difensore. Attenzione contropiede, prova ad andarsene Sané, Mario Rui e poi Rachmani, Ostigard, rilancio lungo verso Kvaratskhelia, prova a metterla giù ma non ci riesce, prova il contropiede l'Austria, attenzione ci sta pure Anghissà su Roberto Carlos, Ostigard ci mette una pezza, è incredibile, niente da fare, continuano ad attaccare loro, ancora Neymar, se ne va Neymar, cross di Neymar, Ostigard
La palla arriva da Kvaratskhelia addirittura, che appoggia verso Zielinski, lo fa correre, se ne va Ziele, se ne va Zielu. Porca puttana. Devo abbassare, raga, mi sta schiattando la testa questa lampada. Proviamo ad essere un po' più offensivi, tra poco facciamo anche qualche cambio perché mi ricordo che c'è un Ciolito on fire e secondo me bisogna farlo entrare un po'. Attenzione Anghissà, proviamo a contrastare. Niente da fare. Comunque c'ha tutti i fenomeni questo, ma come si fa? Di Lorenzo, Rachmani, Osimhen riesce a spizzare verso Kvaratskhelia, che però perde un po' di tempo purtroppo, ma prova a correre Kvaratskhelia, prova ad andare da Osimhen, niente da fare. Secondo me servono assolutamente dei cambi. Mario Rui, recupera palla Mario Rui, grandissimo break di Mario, se ne va Mario che dribbla Mario, fermato Mario, senza fallo, arbitro cornuto bastardo. Osimhen prova ad andarsene, appoggia ad Anghissà, fallo su Kvaratskhelia, penso. Fallo su Kvara? Penso proprio di sì. Guardiamo una punizione dal limite che batterà Zielinski. Mamma mia, che cazzo ha preso Ederson. Intanto diamo un uomo in più, ragazzi. Un uomo in più. Grandissimo. Lozano, Anghissà, Osimhen. Recupera palla Osimhen che poi la dà al capitano. Dentro per Anghissà che prova ad andare dentro da Osimhen. Niente da fare. Deviazione. Dobbiamo cercare di fare una formazione più offensiva, raga, perché siamo in vantaggio numerico e bisogna assolutamente sfruttarlo. Allora mettiamo la doppia punta assolutamente. Io andrei di 4-2-4 pesante. Togliamo Anghissà, mettiamo il Ciolito Simeone a fianco di Osimhen. Raga, lo so che è una formazione del cazzo che non si può vedere, però voglio provare ad essere più offensivo possibile. Perdo un po' di equilibrio, ma provo a riguadagnarlo spostando le mie ali molto più larghe. Ecco qua. E ci proviamo. Detto ciò, penso che va bene così. Assolutamente sì, non faccio entrare più nessuno. E proviamo a buttarci in area di rigore. Sostituzione per il Napoli. Numero 99. Viene sostituito con il... Attenzione, provano ad andare lungo col fallo laterale. Zielinski però recupera. Palla per Osimhen che vede dentro. Palla per il Ciolito. Troppo lunga. Era stata un'idea pazzesca di Osimhen. Ciolito però non ci arriva. Osimhen, Mario Rui, palla per Kvaratskhelia, troppo lunga. Prova a ripartire l'Austria, attenzione Sané. Si porta la palla fuori. Mario Rui, attenzione per Kvaratskhelia che la dà di tacco a Zielinski, ancora per Kvara, ancora per Zielinski, ancora per Kvara. Però abbiamo forse un po' esagerato lì. Ostigard, attenzione, provano ancora ad andarsene. Mario Rui non arriva sulla palla. Messi ci regala il pallone. Fortunatamente che Meret rilancia subito verso Osimhen che deve smistare verso Giovanni Simeone che fa una magia verso Lozano. Esce Ederson che era l'unico modo per evitare guai peggiori probabilmente. E ci riesce. Ovviamente ci riesce, ragazzi, ovviamente. Attenzione, Mario Rui ferma tutto, prova a ripartire con Kvaratskhelia che perde palla, prova a recuperarla, la riperde. Ostigard, Mario Rui, Ostigard, attenzione, Lobotka allarga verso il Ciuchi Lozano che ha un po' di spazio ma la palla arriva dopo 2 ore e mezza, porco dio, eppure lo... Brutta partita, fino ad ora. Attenzione, Di Lorenzo, palla per Zielinski che appoggia ad Osimhen che la dà a Giovanni Simeone, palla per Lozano, il Ciuchi, palla per Di Lorenzo, ancora il Ciuchi, si ferma il cross del Ciuchi, c'è Simeone, la parata, Kvaratskhelia non arriva per il tappeto. Rachmani, attenzione Mario Rui, Zielinski si gira, palla che non arriva a Lozano.
Poi Rachmani prova ad andare lungo da Lozano, la palla arriva al Ciuchi questa volta, che appoggia Di Lorenzo che la ridà al Ciuchi, il Ciuchi entra in area, il cross del Ciuchi, c'è Osimhen, la parata ancora ragazzi. Ma che cazzo ha preso Ederson stasera, Vaiu? Ha preso l'impossibile Ederson stasera, l'impossibile. Di Lorenzo, palla per Zielinski, ancora Di Lorenzo, ancora palla per Lozano, Lozano il cross, Ederson ovviamente. Ovviamente Ederson. Ostigard prova ad andare lungo, niente da fare. Ostigard recupera ancora palla e allarga verso Kvisha Kvaratskhelia, che si ferma, Kvaratskhelia dentro per Zielinski che si gira, Zielinski! Pareggio fantascientifico di Zielinski. Fantascientifico pareggio di Zielu. Mamma mia. Mamma mia. Fantascientifico pareggio di Zielinski. Ostigard. Zielinski prova ad andare da Kvaratskhelia, l'ultima azione, Kvara, palla per Osimhen, cross di Osimhen, c'è il Ciolito che per un nulla la stiamo addirittura per vincere raga. Porca puttana. Finisce in parità e nessuna delle due squadre onestamente si è mostrata superiore all'altra. Pareggio assurdo, io. Pareggio assurdo, ma il gol di Zielu ragazzi, il gol di Zielu. Vabbè, proveremo a prenderci la seconda vittoria in questa divisione alla prossima puntata, almeno guadagniamo un punto che lo meritavamo, porca troia.